pestaggio a Mestre, l'aggressione di via Olimpia ripresa dalle telecamere di videosorveglianza del comune, grazie alle quali si è risaliti al proprietario dell'auto. Grandi navi, domani pomeriggio l'inaugurazione del nuovo approdo a Marghera, previsto l'arrivo del ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile Enrico Giovannini. Il governo faccia scelte coraggiose o è meglio andare a elezioni, parole del presidente di Confindustria Venezia Marinese sulle imprese al collasso per il caro energia. Si stavano facendo dei selfie sui binari di Fossalta, Musile di Piave, costringendo a interrompere il pubblico servizio. L'appello del sindaco: parlate con i vostri figli. Panico lungo il passante di Mestre, verso le 11:30 per un mezzo pesante rovesciato in mezzo alla carreggiata. A Mestre nel pomeriggio il decesso di un cinquantenne. Si chiamano ricombinanti il nome delle recenti varianti del Covid, cioè un mix delle varie forme di Omicron 1 e Omicron 2, così dal Dipartimento Prevenzione dell'ULSS 3. Sabato 9 aprile in arrivo al Terminal 123 in Marittima a Venezia i 5.000 della Venice Night. I partecipanti muniti di torce illumineranno la città con i 51 ponti del previsto percorso. Buonasera, eccoci in diretta, edizione di Venezia dei nostri telegiornali, ben ritrovati. E dunque lo avete sentito, grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza del comune sono stati individuati gli autori del pestaggio ai danni di un 52enne mestrino. Non ci è voluto molto per individuare i 4 responsabili dell'aggressione avvenuta domenica pomeriggio in via Circonvallazione a Mestre, davanti alla piscina, a danno di un 52enne del posto. Hanno collaborato all'identificazione i cittadini e soprattutto le telecamere della Smart Control Room che sono state messe a disposizione per l'indagine sono riusciti a identificare non solo gli aggressori ma anche il fatto come è avvenuto. La scena infatti è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza del comune, permettendo agli uomini del commissariato di individuare il proprietario dell'auto, residente fuori Veneto, cui il 52enne avrebbe fatto cenno di rallentare perché è in prossimità delle strisce pedonali, scatenando la violenta reazione delle 4 persone all'interno, sembra tutte giovani, che una volta scese dal mezzo l'avrebbero colpito più volte. Fatti del genere non possono essere tollerati nel nostro comune e il messaggio che deve arrivare è proprio quello che chi delinque viene identificato. Non dovrebbe volerci molto ora per arrivare a nomi e cognomi di tutti e verificare i ruoli e responsabilità di ognuno. Secondo alcuni testimoni sembra che i coinvolti fossero 4, ma dalle immagini delle telecamere risulterebbero solo 2 i picchiatori. L'indagine è ancora coperta da segreto istruttorio e per rispetto delle forze dell'ordine e della questura non possiamo dare ulteriori dettagli. Le forze dell'ordine fanno un grande lavoro, forse un po' di lavoro andrebbe fatto anche sulle leggi attuali che ci sono. Il 52enne portato all'ospedale ha avuto una prognosi di 4 giorni, il che significa che non potranno partire le indagini d'ufficio, ma servirà una querela da parte sua. I responsabili rischiano una denuncia per lesioni personali e aggressione. Giornata importante quella di domani per la cerimonia di inaugurazione della banchina Liguria, primo approdo per grandi navi a entrare in funzione nell'area di Porto Marghera alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile Enrico Giovannini. Conclusi i lavori di adeguamento, ora l'approdo è pronto ad accogliere le unità di stazza lorda superiore alle 25.000 tonnellate che, come previsto dalle nuove norme, hanno il divieto di navigare nel canale della Giudecca. Ci saranno anche il Presidente dell'Autorità Portuale e Commissario straordinario per le crociere di Blasio, il governatore Zaia e il direttore marittimo Pellizzari. È atteso anche il sindaco Brugnaro, ma la sua partecipazione dipenderà dalle sue condizioni di salute.
Imprese al collasso per il caro energia e la mancanza di materie prime, il governo faccia scelte coraggiose o è meglio andare a elezioni? È la dura presa di posizione del presidente di Confindustria Venezia Rovigo Vincenzo Marinese, ospite al Ring. Qui l'economia di guerra la stiamo facendo in casa, perché le parti sociali in questo sono molto coese. Io sono molto preoccupato dei collaboratori delle aziende che automaticamente avranno uno stress in più anche dal punto di vista lavorativo. Cioè, se una persona faceva prima fatica ad arrivare a fine mese, ancora di più. E giustamente i sindacati pongono come punto il salario. Allora una cosa da fare immediatamente è abbattere il cuneo fiscale, ma farlo domani mattina e non a favore. Cioè, perché lei dice giustamente i nostri lavoratori chiederanno uno stipendio un po' più pesante perché non ce la fanno, noi imprenditori non possiamo dare perché ci aumenta tutto, cioè questo... E quindi no? Bisognerebbe abbassare la differenza tra l'oro del netto nelle buste paga. È la guerra dei poveri. E sì, ma da quant'è che abbassare... ne parliamo, Marinese? Perché non si fa? Sì, però, se siamo in economia di guerra, come è stato detto nella trasmissione, serve un'economia di guerra e l'economia di guerra è questa, cioè è prendere il toro per le corna e dire basta, ma dirlo anche alla Comunità Europea e piantarla con le ideologie. E se necessario, io lo dico, andiamo a elezioni, non se ne può più. Nessuno si poteva aspettare la guerra dopo la pandemia, ma siccome è un governo che è voluto dalla maggior parte del Parlamento, o prende scelte coraggiose o non serve per quello che è nato, semplice. Perché il Paese è stanco. Abbiamo inviato una nuova diffida al Ministero per lo Sviluppo Economico per il ritardo sulla realizzazione della rete di banda ultralarga. A dirlo l'assessore regionale Marcato durante la tavola rotonda con la CGIL sul caso TIM. Gran parte del Veneto purtroppo non è coperto dalla banda ultralarga, sia le famiglie che le aziende. TIM è l'azienda più grande del settore che poteva essere il player pubblico o semipubblico nazionale capace di garantire questo per il nostro paese. Attualmente è preda di acquisizioni internazionali, possibili spezzatini e quindi perdere un asset strategico. Altri paesi, penso alla Francia ma non solo, li proteggono adeguatamente, noi invece lasciamo fare il mercato. Per questo la CGIL ha organizzato una tavola rotonda a cui ha preso parte anche la Regione con l'assessore alle attività produttive, per evidenziare come nel nostro Paese manchi un piano industriale e quanto sia fondamentale l'importanza strategica delle telecomunicazioni e delle infrastrutture tecnologiche nel modello di sviluppo della nostra Regione. Non c'è nessun piano industriale vero e serio, non si capisce dove vogliamo andare a finire, non si capisce quali saranno le modalità e il rischio è che alla fine a pagare tutto questo conto siano i dipendenti, gli azionisti anche, e sia soprattutto il Paese che continua a perdere margini competitivi importanti, dilapidando patrimoni e spezzettando in mille rivoli aziende che in realtà potrebbero essere dei punti di forza della nostra economia. Proprio come sta accadendo col caso TIM. Impone una seria riflessione sul tipo di capitalismo che vogliamo, non solo nella regione ma nel paese, e quale ad esempio quale può essere il ruolo delle imprese pubbliche in questa fase. È una riflessione molto seria che va fatta. A quali condizioni recuperare un ruolo per le imprese pubbliche per non ripetere errori commessi in passato, o se si possono aprire anche altre possibilità. Ora andiamo a Musile perché dei ragazzi si stavano facendo dei selfie sui binari, costringendo a interrompere il pubblico servizio. L'appello del sindaco ai genitori: cercate, dice, di parlare con i vostri figli. Qualche giorno fa 2 ragazzi, sempre di Musile purtroppo, sono stati trovati nei binari del treno che si facevano i selfie. La polizia ferroviaria ci ha contattato perché sono stati bloccati i treni e quindi c'è stata un'interruzione di pubblico servizio. Questo per la smania di farsi dei selfie, per creare queste situazioni particolari da postare.
Nel commentare i recenti atti di vandalismo commessi da ragazzi, il sindaco di Musile di Piave ha portato alla luce un altro episodio che vede sempre dei giovani protagonisti per evidenziare un problema anche sociale che va affrontato immediatamente. Non si sono resi conto del pericolo, non si sono resi conto che per accedere ai binari hanno superato un cancello che non si poteva superare e che l'unica cosa che volevano fare erano farsi queste foto per poi postarle. Il fatto di dare più importanza a delle foto col telefonino nei binari del treno piuttosto che alla propria vita. Su questo bisogna lavorare, su questo bisogna ragionare, bisogna far capire ai giovani che un momento di disattenzione, una bravata, non diventa più una bravata, può trasformarsi in una tragedia. L'appello va anche alle famiglie. Cercare di parlare e di spiegare, di non stancarsi mai nel farlo, perché non abbiamo alternativa. Noi dal canto nostro come istituzione, in collaborazione con la scuola, cercheremo di attivare dei percorsi, insomma anche avvalendoci di psicologi come già abbiamo fatto per il bullismo, ma lo faremo anche per altre questioni, cercando di instillare i giusti valori della vita e soprattutto di far capire, come ho detto prima, che un minuto ti cambia la vita e te la distrugge. Agenti della Questura di Venezia hanno accompagnato all'aeroporto 2 cittadini che negli anni si sono resi protagonisti di diversi reati nel veneziano. Risse, maltrattamenti, droga, soltanto alcuni dei reati commessi negli anni da 2 cittadini stranieri che sono stati espulsi dall'Italia e rimpatriati nei giorni scorsi dagli agenti dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Venezia nei loro paesi d'origine, con destinazione Tirana in Albania. Il primo, sebbene in Italia da diversi anni, si è reso responsabile di maltrattamenti in famiglia e da ultimo era stato arrestato per detenzione e spaccio di droga. I numerosi precedenti hanno determinato il rifiuto del permesso di soggiorno e la successiva espulsione. Il secondo, entrato in Italia nel 2015 da minorenne, non ha mai regolarizzato la propria posizione sul territorio nazionale e ha collezionato numerosi precedenti per spaccio e reati contro il patrimonio, per i quali è stato più volte arrestato. È stata una giornata molto impegnativa sulle strade veneziane, quella di oggi, in particolare la zona di Mestre. È del pomeriggio un incidente che si è verificato con il decesso di un automobilista cinquantenne che alla guida del suo mezzo è uscito di strada, forse colto da un malore, ed è finito contro un'altra vettura. Nonostante l'intervento del SUEM non c'era per lui purtroppo più nulla da fare. E questa mattina, poco dopo le 11:30, c'è stato invece un altro sinistro sul passante di Mestre in direzione Trieste nel tratto tra Spinea e Martellago Scorzè. Un furgone, ecco vedete le immagini, si è rovesciato su un lato dopo aver impattato contro la barriera di sicurezza centrale. Ferito il conducente, nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Lo scontro si è verificato per cause che sono al vaglio della stradale di Venezia. Sul posto vigili del fuoco, SUEM, soccorso meccanico e il personale di concessione autostradali venete, limitati i disagi al traffico in direzione di Trieste per consentire l'operazione di recupero del furgone che ha occupato 2 corsie di marcia. Le code hanno raggiunto in alcuni momenti però picchi di 3 chilometri. Voltiamo pagina. La lotta alla mafia in Veneto si combatte anche offrendo più risorse ai sindaci che sono sentinelle della legalità sul territorio. L'Osservatorio regionale contro la criminalità organizzata si è riunito a Venezia a Palazzo Ferrofini. Noi vediamo che sempre di più esiste la mafia economica anche in questo territorio, è una questione assolutamente che sta a cuore a tutti e è una questione di dignità, di legalità e di salvaguardare proprio tutti coloro che vogliono lavorare con tranquillità. L'infiltrazione, se non il radicamento di mafie ed ecomafie nel tessuto economico veneto è stato al centro di un summit dell'Osservatorio regionale a contrasto della criminalità organizzata con deputati e senatori veneti appartenenti alle commissioni parlamentari antimafia. Il nuovo osservatorio regionale si è insediato a luglio e ha deciso di orientare la propria attività in chiave propositiva e operativa. Ad esempio mettendo a disposizione dei sindaci, in quanto presidi di legalità, adeguate risorse economiche ed umane e ancora rafforzando l'utilizzo di beni confiscati e sequestrati alle mafie. In Veneto sono 206 beni immobili per finalità pubbliche e sociali. Il nostro impegno è proprio quello di spingere verso questo tipo di attività e di spingere anche verso quello che è il tema dell'interoperabilità delle banche dati e anche proprio di riuscire a sensibilizzare tutti nel fatto che tutti gli enti e le istituzioni che si occupano
di presidio, di attacco anche e di sconfitta della malavita organizzata, possano comunque dialogare tra di loro, avere dati veloci, perché veloce è la mafia e veloce deve essere l'azione. Indagini efficaci hanno bisogno di banche dati costantemente aggiornate e interoperabili tra loro, che permettano di incrociare e condividere in tempo reale le diverse conoscenze dei fenomeni criminali. Ciò richiede anche un'attenta formazione degli analisti, che saranno chiamati a raccogliere ed elaborare correttamente dati spesso molto complessi. Riteniamo che la prospettiva di lavoro con le commissioni nazionali debba essere mirata proprio al tema economico, che è lo specifico delle mafie oggi all'interno delle realtà produttive della nostra regione. Ora veniamo al conflitto in Ucraina, perché nelle fasi iniziali della seduta di oggi il Consiglio regionale del Veneto ha osservato un minuto di silenzio per l'uccisione di civili scoperte in diverse località ucraine. Il minuto di silenzio per le ultime vittime della guerra è stato chiesto dal consigliere regionale Arturo Lorenzoni del gruppo misto. E sono oltre 3.000 proprio i rifugiati provenienti dall'Ucraina sottoposti a tampone nel territorio dell'ULSS 3 Serenissima. L'ULSS 3 ha sottoposto a tampone oltre 3.000 rifugiati dall'Ucraina, la metà dei quali ha richiesto ospitalità nel territorio veneziano. L'azienda sanitaria è impegnata anche nella sensibilizzazione dei richiedenti asilo alla vaccinazione. Sono infatti 1.628 le persone prese in carico dall'azienda sanitaria, che sono intenzionate a fermarsi nel veneziano per un certo periodo e hanno richiesto assistenza sanitaria attraverso la tessera con il cosiddetto codice fiscale STP, e cioè quella riservata agli stranieri temporaneamente presenti e con scadenza di 1 anno. Del totale circa la metà è già stata presa in carico dal SISP, il servizio di igiene e sanità pubblica presente in piazzale Giustiniani a Mestre. Parliamo proprio del virus, si chiamano ricombinanti, sono le nuove varianti del Covid attualmente in circolazione. Si chiamano ricombinanti, il nuovo nome delle recenti varianti del Covid, che vedono cioè un mix delle varie forme di Omicron 1 e Omicron 2. Al momento attuale non appare abbiano una diversa capacità di azione rispetto alle varianti precedenti. A fare la differenza tra quelle attualmente in circolazione, la Omicron 2A, presente oramai da oltre un mese, la forma prevalente e maggiormente contagiosa, così dal laboratorio di virologia del Dipartimento di Prevenzione della ULSS 3 Serenissima. Siccome si tratta di far ripartire il mondo e sfruttare l'abbrivio datoci dai vaccini e da questa tipologia di variante che abbiamo visto, attacca soprattutto le alte vie respiratorie e quindi permette una possibilità di convivenza, non abbiamo molte alternative, quindi si tratta di imparare a vivere gestendo bene questa tipologia di infezione. Di seguito alle procedure anti-Covid attualmente in corso nelle scuole con la fine dell'emergenza pandemica. Oggi i ragazzi continuano, anche con casi in classe, continuano ad andare a scuola fino a 4 casi in libertà, dal quinto caso in poi utilizzando l'FP2. Nel monitoraggio di cosa accadrà nel corso di quest'ultimo mese fino al prossimo 1 maggio torna preponderante il tema della quarta dose. In questo momento l'evidenza della quarta dose fatta in Israele ha dimostrato che rialza il livello anticorpale, ma non sposta in maniera importante gli equilibri su questa variante. Da 39 nazioni percorrere su e giù per i ponti in notturna, attesa a Venezia oltre 5.000 persone sabato in occasione della 6ª edizione della Venice Night Trail, il City Trail notturno organizzato da Venice Marathon con il patrocinio dell'amministrazione comunale e dell'autorità portuale. I partecipanti muniti di torce illumineranno la nottata veneziana per 51 ponti. La partenza è prevista dalle 21 dal Terminal Crociere 123, quindi Piazzale Roma, Ponte di Calatrava, e per raggiungere il Giro di Boa a Sant'Elena con ritorno sempre in marittima. Su queste immagini noi chiudiamo, grazie per averci seguito, tra poco l'edizione di Treviso e ora le previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Autofficina Sandri, centro revisione auto, moto, quad e carrelli O1 O2. Affidati al nostro personale qualificato. Benvenuti al meteo. Mentre una perturbazione porta piogge al centro-sud, al nord invece si rafforza l'alta pressione atmosferica.
Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 6 aprile. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo. Nella prima metà cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Su Trevigiano e zone limitrofe alternanza di nuvole e rasserenamenti. Sulla pianura di notte possibili nebbie locali in dissolvimento al mattino. Dal pomeriggio nuvolosità in aumento su zone montane e pedemontane. Venti deboli o moderati in pianura da sud-est. Temperature in lieve aumento, minime tra 3 e 7 gradi, massime comprese invece tra i 12 e i 16 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, su pianura e costa cielo in genere poco nuvoloso, sui monti prevalenza di sole al mattino e nuvolosità in aumento a seguire. Temperature minime tra 4 e 7 gradi, massime intorno ai 13-15 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui soleggiato in mattinata, formazione di addensamenti al pomeriggio e nubi basse poi in serata. Temperature minime intorno ai 6 gradi, massime sui 19 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Autofficina Sandri è anche centro gomme altamente specializzato e officina meccanica. Ti aspettiamo a Marghera.